Andrea Abis, un grande evento che si è appena chiuso, che ha coinvolto la città di Cabras e naturalmente i suoi abitanti. Cosa è stato per voi questo appuntamento? È certamente un punto di forza della programmazione che porta al risultato un grandissimo lavoro che è stato svolto, che è in svolgimento da alcuni anni, un grande investimento che ha portato a identificare la valorizzazione dei beni culturali di questi luoghi, di cui siamo ricchissimi, attraverso la formula di un festival. Festival che io dico è già un enorme successo averlo realizzato, è già un enorme successo averlo realizzato per come è stato realizzato, un grande apprezzamento da parte di chiunque abbia partecipato, ci sono cose forse da rivedere, da migliorare, ma questo va benissimo, è la logica di chi fa, aggiustare le cose che sono migliorabili. E io dico che dobbiamo lavorare, Comune di Cabras, Fondazione Monteprama, perché questi diventino appuntamenti fissi, annuali, ricorrenti e che abbiano quindi anche quel trasporto in termini di promozione turistica che è un punto certamente di ricerca nella nostra politica locale.